Circa un anno fa la tua vita è completamente cambiata. Tu eri una giocatrice di beach volley Esatto. e poi cosa è successo? Una domenica mattina, dopo una seduta di palestra, ho cominciato a sentirmi male, ho avuto un dolore nel torace e schiena, una vena si è chiusa sulla schiena, mi ha creato un edema e ha portato a una lesione midollare. Praticamente ho fatto un'ischemia al midollo spinale. Da quel giorno sei stata costretta a vedere la vita in un modo nuovo. Esatto, che praticamente sono stata ricoverata in ospedale 2 settimane a Padova e altri 4 mesi a Vicenza a fare riabilitazione perché purtroppo ho perso completamente l'uso di 3/4 del mio corpo. Tu adesso vivi in carrozzina. Non posso più camminare, sono molto limitata in tante cose e ho sempre bisogno di aiuto, sia dal mio compagno, sia dai miei genitori. Quello che mi ha colpito di te e della tua storia è che tu hai elaborato molto velocemente questo cambio improvviso di vita. Ho pensato che poteva succedere molto peggio. Ho cercato di trovare tutte le cose positive che si potevano trovare in una disgrazia. Il peggio era morire, quindi ho scelto di vivere limitatamente piuttosto che buttarmi giù e non vivere. Mi è capitata sta cosa, non c'è stato un motivo, è successo e basta, era destino e purtroppo ho dovuto accettarlo e ho cercato in tutti i modi di reagire in un modo positivo alla cosa per trovare forse un nuovo inizio, un nuovo modo di vivere, semplicemente. Tu hai parlato di accettazione, Sì, che è un concetto abbastanza complesso. sì, E credo che prima di arrivare all'accettazione ci siano degli altri passaggi, no? Degli passaggi esatto, attraverso il dolore. esatto. Oggi che parli di accettazione, come immagini la tua vita nei prossimi anni? Non potrà più essere come prima. Io ho degli obiettivi e i miei obiettivi sono arrivare ad avere un'autonomia, anche se purtroppo non posso più usare le mie gambe. Il mio obiettivo è quello di cercare di fare praticamente quasi tutto da sola, senza più bisogno di qualcuno, tornare a lavorare, tornare a fare sport. Sono sempre stata sportiva, quindi il mio obiettivo è soprattutto di tornare a fare sport. Proverò tanti finché non troverò quello mio, Perché lo insomma. sport ti piace, ti aiuta la tua vita. È sempre stata parte integrante della mia vita, cioè era la mia gioia, insomma. Chiara, in questo anno di trasformazione, Sì. che cosa hai capito di te che prima non sapevi? Beh, ho capito che sono molto più forte di quello che pensavo, cioè mi sono sempre reputata una persona con tante insicurezze, problemi a livello anche di autostima. Invece mi sono resa conto che ho una forza dentro che è bella, bella, bella lì, e anzi spero di tirarne fuori ancora di più adesso. Spero che insomma arriverò a un livello bello, positivo, come ne vedo tanti di miei colleghi, diciamo, li chiamo colleghi ormai, che hanno raggiunto dei risultati veramente fantastici. E la felicità che cos'è? La felicità è una cosa che dura pochi secondi, però ti dà una botta. Grazie Chiara, buongiorno Mattino. Buongiorno Martina. Date un occhio alla pagina Instagram Veneto Accessibility, dove ho mappato posti accessibili, bar, ristoranti, pub in Veneto. Grazie, ciao.